Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. No, volevo fare anch'io il ritornello cia della segretaria, no, ma che cavolo, una vita che uno cerca di andare in onda con sto pezzo, cioè cia della segretaria, cia che la sapi meccanografar, cia eccetera eccetera, vabbè basta che se no tra poco chiamano i carabinieri e i carabinieri hanno cose più serie da fare in questo paese. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera! Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 869 del 24 di ottobre 1974, a giudicare dalla mia splendida cravatta di stasera. Avete visto che bel nodo Windsor che mi è venuto con una bella fossetta, cavolo, cioè bisogna darmi soddisfazione. Prima giustamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti parlava della come si dice, della pochette di Conte, lo sappiamo tutti, la pochette è una cosa che è solo affettazione di eleganza, ma un bel nodo Windsor fatto come Dio comanda, che ti mette la cravatta bella triangolare col nodo, tac, con il dimple, la fossetta, insomma direi che sia tutt'altra roba, ma modestamente questo è un programma solo per numeri uno. Allora, bella gente, avete ascoltato Michelino e il suo complesso, cia della segretaria, 1960, che dire di più? Intanto date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e soprattutto fesso chi non
legge radiolibertà.net, perché appunto ci sono i Liberamente, come quello che avete appena ascoltato del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, o ancora ci sono le videopillole, la rassegna stampa a cura di Semivarin, e ancora Auto da Fe di Giulio Cainar, che insomma roba ce n'è anche tanta, croccante, e allora approfittatene. Radiolibertà.net. Concedetemi un attimo di velleità. Cavolo, mi guardo inquadrato così e mi trovo davvero bello stasera, non per dire, ma un saluto al nostro Lawrence Dumbria, che dalla plancia comando mi permette di arrivare fino alle vostre orecchie e naturalmente sarà Sandir sui vostri schermi al canale 252 del digitale terrestre, qualora foste dotati di una Smart TV, è vero. Oppure il canale Twitch, YouTube, noccioline, caramelle, app, ne abbiamo per tutti i gusti e per tutti i costi, perché questa è l'asta tosta. Niente, non si esce vivi dagli anni '80, come vedete c'è un po' di drive-in in ognuno di noi. Orbene, bella gente, noi cominciamo questa trasmissione stasera ricordandovi ovviamente come sempre le nostre coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 se volete inviare una zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 029294 7222 se avete voglia di intervenire attraverso quella meravigliosa apparecchiatura che è il telefono, inventata dal nostro caro Antonio Meucci. Insomma, diciamo che argomenti in questo momento storico non ne mancano, e in particolare, diciamo così, non mancano le notizie, ahimè. Questa è la cosa più importante, purtroppo. Allora, noi adesso intanto diamo un'occhiata alle agenzie. Appunto, la notizia del momento l'avete ascoltata dalla viva voce del nostro direttore responsabile, appunto Giovanni Sallusti, nel suo Liberamente. Lo scontro nel Movimento 5 Stelle: Conte licenzia Grillo, stop al contratto da 300.000 euro. Venute meno le ragioni per il suo contratto, il presidente dei 5 Stelle annuncia nel libro di Vespa la sua decisione di non rinnovare il compenso di 300.000 euro al fondatore del movimento. Il rapporto si è incrinato in modo irreversibile. Io trovo poco elegante dover affidare un licenziamento del genere al libro di Bruno Vespa. Per carità, non è il libro di Vespa in sé, ci mancherebbe, anzi, massimo rispetto per Bruno, che voglio dire è un esempio di giornalismo, vi può piacere o meno, ma è certamente un esempio di giornalismo che ha attraversato davvero prima, seconda e terza Repubblica, e ha costruito un programma come Porta a Porta, che è davvero la terza Camera del Parlamento. Trovo poco elegante dare il ben servito a uno attraverso un libro. Cioè, tu per me conti così zero, non me ne frega così tanto di te, che vabbè, sei licenziato, ma come lo dico? Ma sì, attraverso il libro, quando esce poi lo leggi nel libro. Insomma, non mi sembra molto cortese. Vediamo un po' che cosa ha detto Conte, allora, secondo l'ANSA. Beppe Grillo, virgolettato, Beppe Grillo è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale, chiuse virgolette. Così Giuseppe Conte annuncia la sua decisione di non rinnovare il compenso di 300.000 euro al fondatore del Movimento 5 Stelle. Conte lo dichiara nel nuovo libro di Bruno Vespa, Hitler e Mussolini, l'idillio fatale che sconvolse il mondo, il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa, in uscita il 30 ottobre da Mondadori Rai Libri. Grillo, dice Conte nel libro di Vespa, ha rivendicato il compenso come garante anche nelle ultime lettere che mi ha scritto. Io non ho mai accettato che fosse pagato per questa funzione, che ha un intrinseco valore morale e non è compatibile con alcuna retribuzione. Dopo aver chiarito che fu raggiunto un compromesso retribuendo la sua nota abilità comunicativa per rafforzare l'immagine del movimento, Conte dice a Vespa che di fronte a un processo costituente che ha coinvolto l'intero movimento,
Grillo sta portando avanti atti di sabotaggio, compromettendo l'obiettivo di liberare energie nuove. Qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile, così Conte risponde a Bruno Vespa che chiede se il rapporto con Beppe Grillo si sia concluso in via definitiva. L'intervista, appunto, scrive ancora Lanza, è nel nuovo libro Hitler e Mussolini, l'idillio fatale che sconvolse il mondo, il ruolo centrale dell'Italia nella nuova Europa, in uscita il 30 ottobre da Mondadori, Rai Libri. Umanamente, dice Conte a Vespa, sono molto colpito da come si comporta. Vedere oggi che contrasta in maniera così plateale un processo di partecipazione democratica che ci riporta agli ideali originali di Casaleggio mi ha rattristato moltissimo, perché al contrario di quel che scrivono i giornali, lo scontro non è personalistico, Grillo contro Conte, ma vede Grillo battersi contro la sua stessa comunità. Insomma, alla fine si è ribellato al proprio creatore, perché il professor Conte, fino a che non è arrivato dentro il Movimento 5 Stelle, era solo un rispettabile avvocato che collaborava con uno dei più importanti civilisti italiani, Guido Alpa, e in particolare teneva questa cattedra in quel dell'Università di Firenze in diritto privato. E chi dà privato è già mezzo avvocato, si suol dire. E da qui egli, grazie al Movimento 5 Stelle, ha potuto addirittura fare non uno, ma ben 2 governi che hanno portato il suo stesso nome. Egli che è anche, diciamo così, in buoni rapporti con Villa Nazareth, interessante istituzione vaticana che si occupa di giovani cervelli e che ha buoni addentellati all'interno della segreteria di Stato Vaticana. E diciamo sempre così, ha potuto appunto fare 2 giri di giostra da Presidente del Consiglio, grazie al partito fondato, anzi al movimento fondato da Beppe Grillo. Ora lo caccia. Chissà, chissà. Ma sbaglio o se la memoria non mi inganna, qualche anno fa, un paio d'anni fa, circolò la voce che il buon Conte avrebbe registrato anche il nome di un eventuale partito che dovrebbe chiamarsi Insieme, credo una cosa del genere, poi facciamo una ricerchina. Comunque adesso è il momento del Qui Parlamento, abbiamo con noi l'onorevole Anastasio Carrà che parla di parità di genere. Lawrence, quando sei pronto vai pure. Qui Parlamento. Desidero innanzitutto ringraziarla per la sollecitudine con la quale si è presentato oggi nella nostra Assemblea per aggiornarla sui più recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente ed in particolare nel Libano meridionale. Abbiamo naturalmente ascoltato con grande attenzione ciò che aveva da comunicarci. Per quanto è accaduto nei giorni scorsi è stato motivo di turbamento nella nostra opinione pubblica. Come è stato ricordato, il conflitto aperto dall'attacco terroristico di Hamas ad Israele si è ulteriormente allargato. L'Iran ha scagliato 181 missili balistici contro lo Stato ebraico e nessuno sa quando e come il governo di Gerusalemme replicherà. Il fatto che in Israele siano stati schierati anche sistemi antimissilistici americani con il relativo personale addetto lascia tuttavia pensare ad una reazione che ci sarà certamente. Anche in campo terrestre si è aperto un nuovo fronte, perché le forze armate israeliane sono entrate nel Libano meridionale nel tentativo di liberarlo dagli Hezbollah, che lo usano per lanciare razzi contro il territorio israeliano. Proprio a causa della loro minaccia, il governo di Gerusalemme ha disposto lo sgombero di decine di migliaia di uomini e donne residenti nelle zone più settentrionali dello Stato ebraico. Persone che da tempo chiedono sicurezza e pretendono garanzie per poter ritornare nelle proprie case. Israele ha inizialmente utilizzato contro Hezbollah il proprio potere aereo missilistico,
neutralizzandone il leader Hassan Nasrallah, e successivamente è iniziata un'offensiva terrestre. Soldati israeliani hanno attraversato il confine e stanno procedendo all'individuazione dei depositi di armi e dei rifugi in cui si nascondono i miliziani sciiti libanesi. Signor Ministro, la circostanza che lei sia qui oggi a rendere alla Camera questa informativa si deve ad un aspetto particolare e delicato di questa campagna terrestre delle forze armate israeliane, ovvero quelle che le ha portate a contatto con le basi dell'UNIFIL, la forza interinale delle Nazioni Unite schierata in Libano, alla quale partecipano con oltre 1000 soldati anche noi italiani. Il governo di Gerusalemme ci ha intimato di ritirarci più a nord, allo scopo di evitare il coinvolgimento passivo dei caschi blu nelle operazioni delle unità militari israeliane. 2 avamposti italiani sono stati purtroppo raggiunti e colpiti, riportando lievi danni materiali, e il governo italiano ha scelto di non arretrare. All'UNIFIL gli israeliani rimproverano il fatto di non aver onorato il proprio mandato, che contemplava la smilitarizzazione del Libano meridionale, e soprattutto l'accusano di essere divenuta, suo malgrado, uno scudo per i miliziani sciiti libanesi. È molto importante recuperare la freddezza, perché la nostra alleanza con Israele è un aspetto decisivo della nostra appartenenza al blocco occidentale, che non deve essere mai messa in dubbio. Com'è altrettanto indubbio che ciò che Hamas ed Hezbollah hanno fatto e fanno costituisce un attacco all'Occidente e al nostro essere occidentali. Nel lontano 2006, all'atto di invio delle nostre truppe nel Libano meridionale, la Lega espresse forti dubbi su ciò che l'UNIFIL avrebbe potuto fare e si astenne. Temiamo di aver avuto delle ragioni. Perché per quieto vivere e per mancanza di condivisioni degli obiettivi in ambito internazionale, in questi anni l'UNIFIL è stata di fatto ibernata. Se tutto ciò poteva essere tollerato prima del 7 ottobre, dopo quella data è diventato insostenibile. In conclusione, è innegabile che la situazione è particolarmente difficile, soprattutto perché si trova sul campo come i nostri militari, a cui siamo molto vicini. Ed in particolare per questo, signor Ministro, ci tengo a ringraziarla per il suo tempestivo e puntuale intervento, posto in essere già in concomitanza con gli avvenimenti che si sono verificati. E vorrei ricordare però ancora una volta che Hezbollah, Hamas e gli Houthi non hanno come obiettivo solo distruggere Israele, ma per loro il nemico è tutto l'Occidente. Quindi restiamo uniti nella lotta contro i terroristi. Grazie, onorevole. Qui Parlamento. E rieccoci dopo aver ascoltato le parole dell'onorevole Carrà, e naturalmente non si parlava di parità di genere, ma si parlava della questione UNIFIL e dell'attuale situazione in Medio Oriente. Ci scusiamo ovviamente con l'onorevole e con tutti voi. Allora, Carlo già mi ha corretto via Zappa e mi ha detto dov'è? Ecco, che il partito non si chiama Insieme ma con _te. E l'avevo detto pure io in onda, ma mi avevano fatto osservare che con te è in realtà un servizio che si occupa di assicurazioni, per cui non funzionava. Ecco, questo è il Riformista del 12 gennaio del 21. Il caso: nasce Insieme, il nuovo partito di Conte, ma il premier smentisce. C'è o non c'è? Se c'è ancora non si vede, comunque già si smentisce. È il caso, una specie di mistero, del partito politico del premier Giuseppe Conte. Insieme si chiamerebbe, come se non bastassero i pettegolezzi politici in queste ore. Se dovesse cadere il governo, nell'eventualità in cui si andrà al voto, la formazione sarebbe pronta.
La notizia è cominciata a circolare questo pomeriggio sui social network, poi la conferma in Radio Popolare e infine secca la smentita. A quanto risulta a Radio Popolare, si legge in una nota dell'emittente milanese, Giuseppe Conte è andato nei giorni scorsi da un notaio romano e ha depositato nome e marchio del suo nuovo movimento politico. Il nome sarà Insieme. Secondo questa versione, un premier quindi pronto a fare di necessità virtù dopo il faccia a faccia con Matteo Renzi, le tensioni nell'esecutivo, i quasi 3 anni al capo del governo, galleggiando su 2 maggioranze completamente opposte. E quindi raccogliere i frutti della gigantesca notorietà scaturita dalla sua presidenza del Consiglio dei Ministri nell'anno della pandemia da coronavirus. Questo era il Riformista del 12 gennaio del 21. Adesso pausa e poi torniamo con Gabriella Ronza ed Epos. Halloween. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono Gabriella Ronza e oggi vi parlerò delle streghe. Halloween si avvicina, ma di video in cui si parla della mitologia legata a questa festa YouTube ne è pieno. Per questo non voglio che il mio video sia l'ennesimo a questo proposito. Ed ecco che allora voglio concentrarmi su uno dei personaggi simbolo della festa di Halloween, il personaggio mitologico della strega. Beh, in verità di video sulle streghe, sulla stregoneria o di contenuti in generale, anche in questo caso ce ne sono tanti. Però sarebbe bello averne realizzato uno abbastanza riassuntivo, in modo che abbiate i riferimenti più importanti. Quello che vi dico sempre, infatti, è che i miei non sono video di approfondimento, ma pillole di curiosità. E vi invito sempre a documentarvi se curiosi di qualcosa che nomino e anzi di contraddirmi nei commenti nel caso non siate d'accordo con quanto da me detto o ricercato. Beh, bando alle ciance, andiamo al focus del video. Rivalutata negli ultimi secoli, la figura della strega è sempre risultata di grande fascino, non soltanto come figura negativa, ma anche come archetipo di una tipologia di donna che vede nella libertà la base della sua essenza. La strega, quindi, per molti è espressione del malvagio e del demoniaco, per altri del liberatorio e dell'immaginifico. Parte del significato che diamo alla figura della strega permane nel nostro linguaggio. È per questo che diciamo è una vera strega, o si dice ad esempio mi ha stregato se parliamo di una persona che ci ha particolarmente affascinati o colpiti. E si dice ancora mi è preso un colpo della strega o ho un colpo della strega per indicare la lombalgia acuta. Secondo la leggenda, infatti, pare che nell'epoca medievale le streghe che praticavano la magia nera fossero in grado di immobilizzare gli uomini che si piegavano per il baciamano. Da qui il colpo della strega. La figura della strega ha origini molto antiche che precedono il cristianesimo. In molte testimonianze del secondo millennio a.C. ci sono già tracce di figure femminili dotate di capacità magiche. In antichità si tendeva ad affibbiare il titolo di strega a qualsiasi donna che avesse qualche conoscenza o interesse erboristico. In tutte le mitologie e le religioni in realtà ci sono figure femminili che sono aperte al divino, che fanno in qualche modo da anello di congiunzione con esso. Basti pensare agli oracoli o alle sacerdotesse. Nella mitologia greca le lamie erano figure femminili in parte umane, in parte animali. Erano rappresentate come raptrici di bambini o seduttrici fantasmatiche che si nutrivano del sangue e della carne di giovani uomini. Nel Medioevo il termine veniva usato come sinonimo di strega. Questa figura era connessa al mito della dea della notte o della dea uccello, a sua volta collegato alla divinità mesopotamica Lilith.
Come vi ho detto inizialmente, oggi la figura della strega è stata fortemente rivalutata. La strega è vista come la donna indipendente e libera di un tempo, marchiata da un'etichetta negativa perché non compresa. Il mondo cinematografico e artistico in generale ha rivalutato questa figura. Sempre più sono nate serie TV, film, prodotti artistici in genere che hanno reso la strega o il mondo della magia in generale come qualcosa di simpatico, spesso buffo, ma generalmente buono. E anzi, al massimo, si è sempre fatta differenza tra una magia bianca a protezione degli esseri umani e una magia totalmente nera, attenuando quindi l'etichetta di strega e dandole una caratura maggiormente neutra. Bene, siamo giunti alla fine. Io vi ringrazio per essere stati qui con me in questo breve video. Vi chiedo se questi argomenti vi piacciono, rispondetemi nei commenti se c'è qualcosa che vorreste io approfondisca o se avete delle critiche o delle perplessità da muovermi. Se vi va, seguitemi o mettete mi piace a questo video, aiuterebbe tantissimo. Intanto io vi saluto e vi aspetto nel prossimo. Ciao! Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E rieccoci qua sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie sempre alla nostra Gabriella Ronza con il suo epos. E adesso sono le 18:37 precise e noi siamo pronti perché arrivi egli, l'immenso, l'incommensurabile, lo straordinario, l'uomo, non lo so, è anche sexy, Carlo Cambi con l'Ufficio Cambi. Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fughe. Andare, camminare, lavorare, i prepotenti tutti chiusi a chiave, i cani con i cani nei canili, le rose sui balconi, i gatti nei cortili. Andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare, dai, lavorare! No, scusa Carlo, io prima di cominciare devo chiarire una querella che si è aperta con questa nostra ascoltatrice Luciana Savona, che commentando la mia mise di questa sera dice: effettivamente sei niente male, però occhio che chi si loda si imbroda. Io prego Lawrence di zoomare sulla mia cravatta, per favore, ecco, dagli anni 70 con furore. Vi faccio osservare, non dico la perfezione, però l'eleganza di questo Windsor discretamente seguito con annessa fossetta. Maestro, lei che è arbiter elegantiarum e maestro di bon ton, come sto? Dica lei. Lei è perfetto. Oh, ento culo e con di voli mali. Non solo è perfetto, ma ce l'ha anche d'oro. Il microfono, sia chiaro, ci mancherebbe pure. Però ce l'ha d'oro. Ma faccio notare che tu hai una cravattazza di livello niente male, con un dimple molto più grosso del mio, vedo.
È una marinella così. Ah, tanto per umiliarmi, ho capito. Grazie, maestro. Ma è sempre un piacere ricevere una lezione da un maestro. Mi si intrecciano i diti. Allora, Carlo carissimo. Dici lei. Sì, ma che fa? Mi dai del tu? Vabbè, senti, ho appena finito di scrivere un pezzo che domani vi godrete sulla Libertà, Sì. che fa rabbrividire. Come sulla libertà? Sul libero? Sulla libertà, sulla verità, scusami. Oddio, stavo parlando della libertà in realtà. Scusami, perché far rabbrividire se non sono indiscreto? Perché ti ricordi che la baronessa Ursula von der Leyen, il cavallo Lulì e von der Leyen Ulula, che ormai è passato di moda, ma sarebbe il caso di recuperare. Lo recupereremo, intanto nitrisco io, prego. Ci aveva promesso che Green Deal Sì. Ieri ci hanno detto sui motori endotermici, ma non ci provate proprio, no? Mamma mia. Ok, ci hanno detto no, si va avanti, tutto bloccato, eccetera, eccetera. Oggi ne hanno fatta un'altra, e questa è veramente grave. L'EFSA, sai cos'è l'EFSA? Lo sanno i nostri ascoltatori cos'è? L'EFSA, non vorrei sbagliarmi, non è per caso l'agenzia che si occupa della protezione all'ambiente, dico fesserie? Per l'Europa? No, è quella che si occupa dell'autorizzazione alla commercializzazione dei cibi. Ah, ecco, vero. Food Safety Administration Agency. Sì, una specie della Food and Drug. Sì, appunto, sì, ecco, ora mi ricordo. Allora, che cosa ha fatto l'EFSA? Ha aggiornato le linee guida per chiedere l'autorizzazione alla commercializzazione di nuovi cibi. Non oso immaginare il menù, ma a questo punto te lo chiedo. Cosa c'è di buono? Te devi sapere che l'Italia ha fatto la legge contro le bistecche sintetiche, che poi non sono le bistecche, sono anche il pesce, il latte, le uova, certo. Che l'Agrifish di marzo scorso, quindi il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura, 17 ministri, 17 su 27, hanno scritto una cosa in cui dicevano: noi per ragionare di eventuali cibi prodotti in laboratorio vogliamo che l'EFSA scriva che ci devono essere, attenzione, ci si è congelato Carlo Cambi, tanto per restare in tema di cibo. Vediamo un attimo che cosa ci dice adesso il buon Carlo, che cerchiamo di riagganciare. Malgrado viviamo nell'epoca della fibra ottica, incredibile veramente. Ahimè, questa è la realtà in cui viviamo. Basta che un server tra qui e casa sua va giù. Come parlo di lei, quella secondo me sì. La dovremmo trovarle un nome in codice. La chiameremo. No, è che abbiamo avuto una storiella, no? Poi a un certo punto lei mi diceva: ma ti puoi vaccinare? Ma sei vaccinato? E io avevo capito: sei vaccinato per queste storie con delle donne sposate, no? Per quando ero un giovane cronista. E invece no, lei intendeva i vaccini che vende suo marito, quelli da Pfizer, capito? Ah, quelli trattati via SMS, contratti milionari. Sì, appunto, capito? Quelli che però non si può sapere niente. Comunque, vabbè. Allora l'EFSA cosa ha deciso? Per pensare minimamente ad un'eventuale presa in esame di questi cibi prodotti in laboratorio dovete seguire sostanzialmente la stessa procedura che usate per validare un farmaco, ok? Quindi studi preclinici, questo lo dicono i 17 ministri. Poi il Parlamento europeo approva nel giugno una risoluzione in cui dice: tutto ciò che è alimento proteico eventualmente prodotto in laboratorio nell'Unione Europea
deve essere testato alcuni anni con prove su cavi, eccetera, eccetera, prima di accedere alla preautorizzazione. Okay? Preautorizzazione. Quindi sostanzialmente 17 governi, il Parlamento europeo, tutte le associazioni agricole gli dicono all'EFSA: non ci provate a fare una roba surrettizia, perché vogliamo delle garanzie che attualmente non abbiamo. In più la Commissione Ambiente del Parlamento europeo gli dice: vogliamo anche una valutazione di impatto di queste produzioni sull'ambiente in termini di emissioni CO2, consumo di energia, consumo d'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Quindi chi si è espresso con dei dubbi sui cibi creati in laboratorio, le istanze democratiche. Ecco. Che cosa ha fatto l'EFSA? Ha scritto un regolamento per l'ammissione dei nuovi cibi semplificato per i cibi di laboratorio. Ah. Cioè tu vai lì, autocertifichi che va benissimo e ti danno il bollino. Straordinario. Ma aspetta, contemporaneamente però vogliono sottoporre a procedura di autorizzazione medicale, quindi tutta quella cosa che ti ho detto prima, i trial clinici, bla 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 bla, l'aloe vera e il rabarbaro. Ma Cioè tu puoi pigliare una tetta, o meglio gli avanzi di una tetta di una signora che si è fatta ridurre il seno, sì, un pezzo di ghiandola mammaria che ti avanza, lo pigli, lo porti in un bioreattore, lo fai fermentare con degli enzimi modificati geneticamente, lo porti a temperatura, lo centrifughi, lo nutri con un mix di sostanze ematiche estratte dai feti, lo bombardi con gli antibiotici, lo filtri e lo fai diventare latte per i neonati, basta che lo autocertifichi. Se fai una caramella al rabarbaro devi passare attraverso l'autorizzazione dei farmaci anti-AIDS. Questa è l'Unione Europea. E uno dice: ma perché? È per il combinato disposto di due cose: che la signora von der Leyen al Green Deal non ci rinuncia e che l'idea di azzerare la zootecnia, perché è convinta che le scoregge delle vacche ammazzino il pianeta, non glielo leva di testa nessuno, ma per un secondo motivo: che le multinazionali della nutrizione hanno scoperto una cosa molto semplice, che c'è una grande torta che è la fame della gente. Se tu per soddisfare la fame della gente hai bisogno dei contadini, per quanto tu li paghi poco, un po' di soldi a questi poveri gente bisogna che glieli spartisci, giusto? Beh, certo. Se invece te pigli le cellule staminali e le moltiplichi in laboratorio, dei contadini non hai più bisogno. Certo. Per cui tutta la fetta dell'alimentazione rimane in tasca tua. Esatto. E allora io comincio il pezzo dicendo: ma che non sarà che dobbiamo interrogare Heidegger di essere tempo, l'eterna lotta fra il pensiero meditante e il pensiero calcolante? Secondo me è così, solo che invece che il pensiero calcolante qui è il pensiero contante. Esatto, ma poi peraltro penso anche a Feuerbach quando diceva che l'uomo è ciò che mangia. Ma un uomo che si mangia un centrifugato di enzimi, bioreattorato e così via, diciamo così, che cos'è? Che cos'è? Sai, non lo so, io ti dico la verità, sono sconcertato dalla leggerezza con cui questi argomenti vengono. Allora, stamattina ero a Restart, Rai 3, e c'era la ineffabile Innocenzi, quella che va facendo le pulci a tutti gli allevamenti, eccetera, eccetera. Io per evitare l'ennesimo scontro, l'ennesimo vaffanziena alla signorina, che, come dire,
secondo me ha un livello di comprensione insomma abbastanza circoscritto. Non ho fatto confusione, però poi gli ho detto scusami, ma tu sei di sinistra? Sì. Ce l'hai con tutti quelli che sporcano il pianeta, vero? Sì, certo. Ce l'hai con gli allevamenti intensivi, vero? Sì, certo. E sei anche vegana, certo. Ma fammi capire, ma secondo te il contadino che sta ora dico un paese delle Marche perché sono delle Marche, ma insomma ci capiamo, il contadino che ora sta a Canfaito, abitanti 150, Sì. che ha le sue belle vacche marchigiane al pascolo, dalle quali trae sostentamento per sé e praticamente tutto il paese, che le fa pascolare in mezzo a questa faggeta che è straordinaria. Se arriva la carne fatta in bioreattore, quanta sopravvivenza ha? Qui... E quando quel paese lì si è spopolato, quella faggeta non viene curata, quelle bestie non ci sono più, quel paesaggio viene a morire, perché la natura si riprende tutto, cioè significa i rovi, significa il disastro ambientale più totale, eccetera. Voi sarete contenti? Certo. Dico, ma però noi dobbiamo continuare a mangiare. Dice, sì, certo, ma ci saranno quelli che ci danno questi cibi nuovi. Dico, ma e questi cibi nuovi secondo te chi li fa? E dice, non lo so. Dico, te lo dico io chi li fa. Li fa la CBS, li fa la Unilever, li fa la Nestlé, li fa della gente che ha dei bilanci che oscillano fra i 200 e i 500 miliardi. Che meraviglia. Questo è molto di sinistra. Tu che sei di sinistra stai facendo una lotta che uccide il mio contadino di Canfaito e premia l'amministratore delegato di agglomerati finanziari da 500 miliardi di dollari. Da questa contraddizione i folli del Green Deal, i matti del no all'allevamento, eccetera, non escono. Ma il problema, sai qual è? È che né tu né io né tutti coloro i quali hanno compreso che si tratta di una lotta senza quartiere tra due visioni del mondo, una progressista che sarebbe la nostra e una fascista che è la loro, non sono in grado di far valere la forza, la potenza del buonsenso, ma ci siamo ridotti a contrastarli esclusivamente attraverso decreti legge, attraverso iniziative legislative che regolarmente, come dimostra questo caso dell'EFSA, perché ricordo che Lollobrigida e Schillaci hanno firmato in Italia una legge che vieta sostanzialmente produzione e commercializzazione di prodotti fatti in laboratorio, ma ci sono i burocrati di Bruxelles che fanno come gli pare e lo fanno senza mandato popolare e lo fanno senza che nessuno abbia detto che l'Europa che vogliamo è quella. Allora la mia domanda è: quando è che noi produrremo, e questo vale per la carne sintetica, vale per l'agricoltura, vale per la finanza, vale per la BCE, vale per una serie infinita di altre cose che riguardano, quando è che noi diremo a questa Europa no, così non va? Esatto. Lo diremo. No, ma poi Carlo, scusami, ma questi non erano quelli che una volta facevano i grandi comizi in piazza e ora la terra chi lavora? Cioè, Certo. ma tu lo sai, a Sant'Onofrio, no? Il paese dei miei nonni, il Partito Comunista era rappresentato ed è rappresentato ancora, ora si chiama PD, ma il PC in paese si chiamava Lista Tre Spighe e sono queste tre spighe d'oro intrecciate. Allora, come si fa un partito che è stato il partito dei contadini,
falce e martello, cioè che ha l'agricoltura nelle sue radici. Perché alla fine la rivoluzione russa è la rivoluzione che sdogana i servi della gleba, è la rivoluzione che crea il kolkhoz, è la rivoluzione dell'agricoltura pianificata, di queste grandi trebbie che trebbiavano il grano dell'Unione Sovietica, che avrebbe dovuto sfamare il mondo intero, e poi nel 70 Salvo poi prendere per i fondelli il povero Nazareno Stampelli che ha sfamato il mondo con l'azione mussoliniana nella guerra del grano, ma lasciamo perdere. Sì, appunto. E poi nel 70 gli americani hanno dovuto vendere il grano ai russi. Ma voglio dire, gente così come fa a passare da sostenere l'agricoltura, perché questo era, le grandi macchine agricole, i trattori, tutti i contributi, tutta sta roba qua, adesso a passare al bioreattore? Cioè, capisci che questi si sono scollati completamente dalla realtà? Perché poi ora viene un altro discorso dopo quello che hai fatto tu, ed è la stessa cosa che è successa con la fotografia analogica quando è arrivata la fotografia digitale. Un rullino costava 2,50 € e c'erano 36 foto. Quando è arrivata la fotografia digitale, i rullini sono spariti, sono stati svenduti a 2 lire. Dopo qualche anno la fotografia analogica è tornata. Oggi un rullino meno di 7-8 € tu non lo paghi. Allora io mi chiedo, nel momento in cui ci metteranno in testa che il cibo del bioreattore buono fa bene, vi fa fare l'amore meglio, vi fa fare tutto meglio, vi allunga la vita fino a 300 anni, è ovvio che nessuno andrà più nella macelleria da mia cugina Rosa Figliano all'uscita dell'autostrada a Sant'Onofre a dire: "Ah Rosa, vedi che oggi è il 24 d'ottobre, vedi che il mese prossimo, quando cominciate ad ammazzare il maiale, voglio 10 kg di salsiccia". Non ci va più nessuno a dire: "Voglio il pecorino, voglio il formaggio che avete fatto stamattina, la ricotta e quella". Perché? Perché chiaramente c'è ora tutta la cosa in provetta, la mia coscienza ecologista è a posto. Dopodiché, tra qualche anno, chi sarà rimasto venderà cibo prodotto naturalmente, prodotto allevando le vacche, mungendole, eccetera, eccetera. E però, mentre oggi la provoletta tu la paghi 1,90 € al supermercato, la pagherai 10 €. E Sì, ammesso uno di status trovarla, symbol. e ammesso che ci sia qualcuno che ancora ha l'abilità di produrla, perché sai, c'è un piccolo particolare. Vabbè, è quello che è successo col vinile, per esempio, no? Esatto, la stessa cosa, idem. Il problema qual è? È che tu, per fare quella provoletta che dici te, devi avere uno che sa portare la vacca al pascolo, che la sa mungere, che sa fare la cagliata, Sì. che ha il giusto tempo di... E quella roba lì non è che c'è scritto su internet, eh? No. E 30 anni fa, già nelle campagne della A me Calabria... mi piacerebbe sapere se qualche laureato alla Bocconi, ma non gioco alla Bocconi, vorrei che fosse chiaro. Diciamo qualche laureato, va. Qualche laureato posto sotto una vacca e gli viene detto: tira fuori il latte. Ma io sono dottore. Ho capito, ma anche il dottore magna, no? Ecco. Certo. Tira fuori il latte se sei capace. A me è capitato molti anni fa a una fiera agricola di vedere un ministro dell'agricoltura, peraltro della destra, tentare di mungere un toro. Vabbè. Ma no, c'è una certa differenza, insomma. No, ma perché lui vedeva cose che pendevano, non aveva ho capito, pendeva, quando gli è stato spiegato che se continuava non usciva il latte. Vabbè, lasciamo bene. Chissà se interesserebbe al report una storia del genere, perché comunque è sempre una storia di omosessualità, Ma ormai se dobbiamo... Che Guarda, schifo. posso dire che io mi sarei rotto i cabasisi di sentire gabellato come come giornalismo di inchiesta il concetto di chi scopa con chi. Scusate la volgarità, mi scuso con chi mi sta ascoltando. No, ma cioè qui anziché parlare di soldi che vengono
utilizzati per imporci un modello di vita che non è assolutamente naturale, tipo appunto il cibo dei bioreattori. Dobbiamo parlare di chi va a letto con chi, ma chi se ne frega? Ma posso dire che miseria, che tristezza, che brutta cosa. Cioè, voglio dire, ma Cioè, Svetonio è bello quando lo leggi al liceo perché scopri che Messalina era una mignotta e che era insaziabile, va bene, ma dopo che l'hai tradotto dopo 10 minuti ti rompi anche i cabasisi a guardare dal buco no, della ma serratura. però Svetonio, stai attento, non è Eh. che c'aveva gli annunci, i teaser ogni 2x3 Sì, no. dicendo io sono il difensore della democrazia. No. Svetonio faceva il mestiere suo, il cronista, che è il mestiere anche nostro, cioè anche noi abbiamo lavorato in qualche giornaletto. Insomma, parliamoci chiaro, lo scoop piace a tutti, ma Sì, certo. la domanda è, se tu ti presenti come giornalismo d'inchiesta, di Striano perché non te ne occupi? Non ti fa un po' Striano? Già, È così, no? È la prima domanda che mi viene in mente. già. O dell'impiegato di una banca che compulsivamente aveva questa curiosità Già, contabile. Hai già. più sentito parlare di inchiesta di dov'era? Di Manfredonia? Di dov'era? No, Che più saputo niente, vero? no, non si è saputo più niente. Appunto. Però il giornalismo d'inchiesta ci racconta di come ugualmente l'attuale segretario dell'attuale ministro della cultura, dichiaratamente rientrante nelle previsioni del decreto Zan voluto dalla sinistra, possa essere, in quanto collaboratore di un ministro di destra, sputtanato. La domanda: ma non sono quelli che vanno al Gay Pride quelli? Sì, ma non sono quelli che hanno il problema dell'omofobia, del fascismo, del razzismo? Sì, appunto, che l'amore è amore, amiamo chi Amore, vogliamo. e non sono quelli che presidente del Maxi era la Cioè, Melandri. No, no. 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 No, cioè nel senso che Giuli arriva nell'ultimo pezzo e va crocifisso. La Melandri, che lo gestisce per 5 anni ininterrottamente, No. no. 30 secondi di pausa. Per la Melandri. No, per noi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? E rieccoci di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, con Carlo Cambi. Carlo, è arrivato un messaggio del nostro Maurizio. Ciao Antonino e Cambi. Che fortuna essere nato negli anni 50 e aver vissuto cultura, politica, scienza e positività di vita e fiducia nel futuro come protagonisti che avevamo, e peggio per gli altri. A Mauri, grazie, io non ho colpa se sono nato nel 1980. Cioè, vabbè, evidentemente hai preso una freccia rossa. non lo so, ma... È in ritardo, Antonino. Non lo so, ma sai, l'altro Ma giorno... non è così, ma non c'è... Sì, voglio dire, è vero, quelli della mia generazione hanno avuto la politica esercitata come effettiva partecipazione democratica, ma non è vero, anche i ragazzi degli anni dopo, quelli che hanno voluto impegnarsi e che hanno capito la centralità del percorso democratico, lo hanno fatto. Il problema, ma ne parlerà credo Giulio Cainarca, perché mi ha chiesto il numero, gli farà un'intervista, spero presto alla radio, ma ne parlavo l'altro giorno col professor Maurizio Pinkel, che è uno dei neuropsichiatri infantili più importanti di questo paese, e mi spiegava una cosa terribile, della quale
spero che le ascoltatrici di Radio Libertà e gli ascoltatori di Radio Libertà facciano tesoro se sono genitori, soprattutto se sono genitori di bambini e di ragazzini in età evolutiva. Lui mi spiegava che, senti questa cosa che è Sì. meravigliosamente tremenda, terribile, e che ha a che fare con l'economia. Lui mi diceva, se uno studia anatomia comparata, si accorge che il tronco encefalo, cioè il pezzo di cervello, diciamo, attorno al quale è raggomitolata la massa, è uguale in tutti gli animali. Noi ce l'abbiamo uguale alle tigri, ai serpenti a sonagli, a parte le dimensioni, ma è uguale come struttura. E il motivo perché? Perché nel tronco encefalo risiedono gli istinti ancestrali, e cioè i bisogni primari, Sì. la fame, la sete, il sonno, l'accoppiamento, la fuga e l'aggressività. Per quel che riguarda l'aggressività si parla di memoria rettile, proprio pensando al serpente che ha una sola reazione: o fugge o attacca. Sì. E sostiene, e diceva il mio amico Pinkerle, che non c'è nessuna differenza anatomica tra gli uomini e tutti gli altri animali, e che nella parte posteriore del cervello si depositano, a parte le memorie remote nell'amigdala e la memoria rettile, quella che ti stavo dicendo, tutte le percezioni passive dell'essere umano. Mentre è nella parte frontale, dove abbiamo 18 metri di corteccia cerebrale a volta, che vengono elaborate le sensazioni che si trasformano in razionalità e in passione. Bene, sai che cosa mi ha detto lui? Che ti ha detto? Che i nostri ragazzi, siccome vedono soltanto, hanno soltanto una stimolazione visiva dal computer o dal cellulare o dalle serie TV o dagli influencer o da OnlyFans, hanno di fatto in stato atrofico la parte anteriore del cervello. Bene. Per cui le loro reazioni sono soltanto reazioni istintuali, per cui o violente o autolesioniste, oppure di fuga. Ma non sono più in grado di elaborare un'informazione che non gli pervenga dalla vista, tant'è vero che anche quando studiano, se studiano, hanno bisogno di avere la rappresentazione visiva di quello che studiano, perché non sono più in grado di immaginare. E sarai contento di sapere che secondo lui la prima terapia, a parte allontanarli da questo uso compulsivo e ossessivo del cellulare e del computer, sono due: la lettura e l'ascolto della radio. Appunto. Allora io mi domando, dice, ma cosa c'entra l'economia con questo? C'entra. Perché se tu hai a disposizione un consumatore, uno qualsiasi, ma l'ha scritto in maniera meravigliosa Marco G nel suo libro I non luoghi, se tu hai a disposizione un consumatore privo di capacità critica, che non è in grado di elaborare una semplicissima informazione da trasformare in giudizio critico, hai fatto bingo, perché qualsiasi cosa gli proponi che abbia un minimo di invitante, cioè gli colpisca la parte istintuale del cervello, gli vendi la qualunque. Certo. Questo è il ragionamento che io faccio, lo riallaccio al nostro ascoltatore che diceva gli anni 50. Beh, devo dire che noi negli anni 50 eravamo molto fortunati, perché l'unica forma di fruizione passiva di messaggi che ci veniva dato era l'asse raddoppia. Sì. E manco il cinema, perché il cinema alla fin delle fini, se ci pensate, poiché richiede un ascolto collettivo e quindi di comunità, è sì una fruizione passiva della storia, ma è immersa dentro un contesto di soggettività emozionali
che trasformano l'esperienza della visione da passiva ad attiva. La famosa barzelletta dei due carabinieri che vedono per l'ennesima volta la corsa dei cavalli e il maresciallo dice al brigadiere: su quale scommette? Dice: su quello nero. Dice: ma quello nero l'abbiamo visto ieri che pende. Dice: ma forse oggi vince. Dà il senso del fatto che anche osservando un film, se tu ne riannodi la storia, la rielabori, lo fai in compagnia e quindi lo discuti quel contenuto, passi da una visione passiva ad una visione attiva del messaggio, e questo ti stimola a, come posso dire, a mettere in moto la cervella, a pigliare cognizione del tuo reale. certo. Invece noi stiamo vivendo, anzi facciamo vivere questi ragazzi in una immersione virtuale, e loro nel virtuale si disconoscono, cioè non sanno più cosa è giusto e sbagliato, non sanno più chi sono, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io vorrei che noi facessimo una profonda riflessione sulla necessità di mutare questo modo di condurci, Sì, di cui i cibi sintetici fanno parte. sì. Poco ma sicuro, poco ma sicuro. Abbiamo una telefonata, Carlo. E la prendiamo. Pronto, chi è là? Gianni da Genova, no. Pronto? No, Pronto. Mario, un ciao. altro stalker. Allora, vi sento un po' lontani, ragazzi. Dovete... No, pronto? io sono vicino, vai pure, vai. Allora, ragazzi, siccome questo deve essere una radio un po' controcorrente, no? Come dice, fuori dal coro, parafrasando il titolo di una nota trasmissione, io dirò delle cose un po' spiacevoli. Vorrei far notare che noi il Giordano lo abbiamo già attraversato. Vi siete salvati. Allora, no, io quello che io voglio dire, no? Che mi sono davvero rotto le palle della retorica, e ce l'ho a morte con la popolazione dell'Emilia Romagna, e vi spiego il perché. Io vi spiego il perché. Sì. Perché questa retorica del mulino bianco, no? Degli angeli del fango, quello con la pala in mano, allora tu mi devi dire, tu stai con la pala in mano perché chi doveva provvedere a pulire gli argini dei fiumi, a fare le vacche di laminazione, non l'ha fatto, e tu sei governato da 75 anni ininterrottamente, dalla fine della guerra fino a oggi, da un solo partito. Va bene? Sono loro che si vantano da 50 anni a sta parte, o quanto è bella l'Emilia Felix, come siamo governati bene, o quanto siamo bravi, o quanto siamo belli. Hanno fatto un sistema di welfare in cui il partito lì in Emilia Romagna ti assiste dalla culla alla tomba. Va bene, lavorano solo le cooperative rosse. Avete letto sicuramente anni fa il bellissimo libro di Caprotti, Falce e Carrello, sull'impossibilità di un Esselunga di aprire un supermercato in Emilia Romagna. C'è un sistema di controllo politico mafioso, come ha detto Stefania Craxi, inscalfibile. Cioè, e poi pretendono, ma il governo ci deve dare ristori, ma noi non ce la facciamo. Scusa, ma perché? Ha detto bene Musumeci, ma che ci avete preso per un bancomat? Ma scusate, voi siete governati da 75 anni allo stesso partito, perché dovete chiedere i soldi a un vieco governo fascista? Va bene? Io sono veramente indignato, gli angeli del fango, la retorica, il mulino bianco, ma come sono bravi, ma come cosa... Voi vi siete rovini. E questi io gli farei tutti quanti, ragazzi, una bella foto a questi che parlano adesso in TV, perché fra un mese andranno a votare tutti quanti per il PD un'altra volta. Fate una bella... e vinceranno a mani basse. Quindi chi è causa del suo mal pianga se stesso, non rompessero i coglioni con gli aiuti, il governo non gli deve dare un cazzo. Siccome loro dicono che sono stati ben amministrati per 70 anni, va bene, traessero le conseguenze, li imboccassero le mani, votassero comunista, sono sempre stati comunisti. Bene, allora non rompete i coglioni al
a darvi soldi a chi non vi pulisce gli argini dei fiumi e a chi non fa le vasche di laminazione. Oh, mo mi sono sfogato, arrivederci e buonasera. Amen. Seconda telefonata, pronto, chi è là? Ciao, sono Nando da Nando, Pioltello. carissimo, ben trovato. Prima roba, io dovrei avere un ottavo di sangue emiliano proveniente dal Polesine Ferrarese, da Codigoro, e sono d'accordo con l'ascoltatore precedente, tra qualche settimana me ne dovrò vergognare di quell'ottavo di sangue emiliano, perché vinceranno ancora loro. Poi volevo fare una domanda a Carlo, un po' in stile reality show, no? Sì. Prendiamo tutti sti ragazzini di 17 anni che ne hanno combinati tutti i colori, quello che ha ammazzato la escort, quello che ha ammazzato il vecchietto, quello delle cuffie, prendiamo la ragazzina che ha seppellito vivi i 2 bambini che ha partorito, prendiamone un po' di questi qua, li portiamo su un'isola delle coste italiane, li lasciamo lì con polli, conigli, tacchini, una stufa a legna. Secondo te questi qui sono capaci di sopravvivere tirando il collo alle galline come hanno tirato il collo degli esseri umani, di provvedere a se stessi? Secondo me muoiono di fame. Ciao. Hanno bisogno di un tutorial sul telefonino, non pensate come si fa. Però fammi dire una cosa, a parte le invettive anatomiche dei parti basse del nostro ascoltatore, Sì, Mario D'Arieti. c'è una verità in quello che lui dice, e cioè una cosa che io ho scoperto 2 anni fa, ma che nessuno oggi ripropone più, che la vicepresidente della regione Emilia-Romagna, nonché assessore al cambiamento climatico, si chiamava Elly Schlein, appunto, e che tra i suoi compiti c'era la redazione del piano di tutela dagli effetti del cambiamento climatico. appunto. Che su quel piano sono stati messi, credo, 70 milioni di euro, e al di là della scrittura in perfetto slang ticinese, perché quello è il paese da cui viene la nostra ex assessore e vicepresidente della regione Emilia-Romagna, non è stato fatto nulla. Va anche detto che la regione Emilia-Romagna è quarta in Italia per cementificazione del territorio e che le più grosse cooperative edilizie e di grandi lavori, ovviamente rosse, hanno sede in Emilia-Romagna. Ora, io non so se tutto questo abbia a che fare con l'acuirsi degli effetti. Me è anche venuto un sospetto che dopo 70 anni che votano sempre allo stesso modo, là ai piani alti qualcuno si sia rotto le scatole e abbia detto vabbè, gli mando una benedizione, e abbia abbondato con la benedizione, insomma, come dire, con l'acqua bendetta. Però, cioè, francamente, le responsabilità politiche ci sono evidenti e gravi, e la retorica della, come posso dire, del piagnisteo serve soltanto a riempire i minuti in televisione, perché in realtà lì ci sarebbe bisogno di un'altra cosa, ci sarebbe bisogno, e questo secondo me il governo dovrebbe farlo, di una rieducazione alla manutenzione del territorio. E bisognerebbe anche cominciare a domandare se aver abbandonato, come è stato fatto in gran parte della Romagna, l'Appennino per riversarsi al servizio dell'industrificio turistico abbia prodotto un modello di sviluppo virtuoso o meno. Ricordo che l'Emilia Romagna si è sempre vantata di avere un modello di sviluppo impeccabile che metteva insieme il profitto con l'ideale socialista. Mi pare che insomma tutto questo avrebbe bisogno di una revisione critica. Peccato che un economista abbastanza avvertito degli anni 70, che non era certo di destra, ma che non era nemmeno allineato col PC, che si chiamava Giacomo Beccattini, glielo avesse spiegato in un libro che si chiama La coscienza dei luoghi, e che loro evidentemente non hanno letto. Molto probabilmente. Guarda,
Vediamo un po' che cosa succede a queste votazioni, perché Non lo so, non ho idea, no, non ma me lo io riesco a veramente mi spiegare. aspetto davanti a un dramma del genere, cioè io mi immagino se ci sarà gente capace di dire: "Non vado a votare per protesta". Te lo giuro, Beh, questo è un fenomeno molto lì possibile, cioè in alcune zone, cioè, non ti dimenticare che in Romagna, in Emilia non lo so, ma in Romagna ci sono ancora delle sacche di ex anarchico-repubblicani molto forti, quindi può darsi che di fronte alla delusione del potere centrale che li ha lasciati in balia degli eventi, questa, fra virgolette, astensione ribellista si sostanzi. Sicuramente c'è un elemento di preoccupazione, di tenuta del tessuto, diciamo del monoblocco PD, perché vedo che molti artigiani, molte piccole imprese, molti agricoltori hanno aderito a quei movimenti, diciamo, non classici, che non stanno dentro le organizzazioni che solitamente siamo abituati a considerare, e che era stato il tentativo di Renzi, non so se ve lo ricordate, quello di eliminare i cosiddetti corpi intermedi. Ebbene, quell'eliminazione dei corpi intermedi non è riuscita a Renzi, ma si sta avvolgendo oggi nel rifiuto delle sigle consolidate, e dall'emergere dai territori di organizzazioni spontanee. In fin dei conti è un po' il movimento dei trattori, no? Te lo ricordi? sì. È in larga misura nato su queste spinte, ma adesso c'è anche il movimento dei piccoli imprenditori, degli artigiani. Insomma, c'è non una ribellione, ma c'è una presa di coscienza delle categorie economiche, dell'inadeguatezza dei governi locali e delle promesse che sono state loro fatte per tanto tempo. Quel clima di consociativismo che ha consentito in Emilia Romagna al PD o al sistema comunque di potere, prima PC, poi DS, PDS, PD, ora insieme ai Verdi, eccetera, eccetera, di continuare, di perpetuare il governo dei territori. Secondo me quel blocco di potere si sta francamente sgretolando. Se poi questo sia a vantaggio del centrodestra o si trasformi invece in una forma di protesta con l'astensione o con l'emergere di nuovi di spinte localiste, questo francamente non lo so. Quello che so è che il monolite PD è un monolite che queste alluvioni ha largamente sgretolato. Carlo, abbiamo un'altra telefonata in entrata. E noi la prendiamo. Pronto? Chi è là? Allo? Pronto? Sì, sono Dino dalla provincia di Brescia. Ciao, Dino. Buonasera a te Antonino, buonasera a Carletto. Ben trovato. Carletto, mi permetto di dargli... Grazie, sì, sono contentissimo, era il soprannome che mi dava la mia nonna. Ascoltate, io sono intervenuto qualche tempo fa dicendo, siccome faccio parte dell'umanitaria pagana, eravamo andati a Forlì a portare del materiale agli alluvionati, eccetera. E diciamo che durante il percorso lì, in quelle zone lì tra Forlì e dintorni, vedevamo i torrenti che non erano fiumi, torrenti che erano usciti fuori dalla, diciamo, tracimati dagli argini. Esatto, e hanno invaso. E lì, tornando indietro, abbiamo visto tutti i disastri provocati da questa. Comunque abbiamo visto ancora durante il percorso qualche ponte interrotto, abbiamo visto ancora dei torrenti ancora con dentro tutte le canne che proliferano come niente in mezzo. Questo nella seconda invasione, no? Nella seconda alluvione. Nella terza alluvione che è venuta qualche giorno fa, no? Io ho visto in televisione, ho visto che sono ancora la gente lì era incazzata veramente, perché si sono resi conto anche loro, e parecchi dicevano, se la prendevano col governo diciamo della regione Emilia Romagna, che erano ancora, diciamo, non hanno fatto niente. Comunque si vedevano questi torrenti ancora intasati da questo materiale. Ecco, questa è la mia esperienza, diciamo,
E quindi diciamo che la cosa che mi ha colpito è l'indifferenza delle autorità che hanno provato. Un'altra cosa voglio dire importante a proposito delle elezioni. Durante le ultime elezioni che ci sono state in Emilia-Romagna, siamo andati con i miei amici giù dove c'era la Maranello, dove ci sarebbe stato un incontro con la nostra, diciamo, candidata della Lega e eravamo in piazza lì, nella piazza principale di Maranello. Prima siamo andati a vedere il museo della Ferrari, che ci hanno preso un sacco di soldi e non ci andrei più. E poi in piazza ci siamo trovati eravamo in tanti allora. La piazza era molto grande, con palazzi di 4-5 piani. La cosa che mi ha colpito è che non c'era una persona, ma neanche per curiosità, affacciata al balcone a vedere noi altri. Ecco, questa è la mia esperienza. E poi vorrei chiedere, se c'è ancora tanto tempo, Tavares 23 milioni all'anno. Non so, un commento. Sono 32. Buonasera. Grazie. Allora, Carlo, 32 milioni Tavares. Il meglio dei Tavares. Tavares, ma sai, Tavares in realtà è pagato non per fare il mestiere. Allora, sto per dire una cosa che molti ascoltatori non ricorderanno. Mai un Agnelli, mai, a parte il primo Giovanni Agnelli, il senatore, mai un Agnelli si è preso la briga di rappresentare il gruppo industriale, mai. C'è stato Valletta, c'è stato Romiti e mai un Agnelli ha preso l'esport. Quindi Tavares è pagato prima di tutto per essere il frontman di Stellantis, cioè quello che fa gli affari, si sporca le mani. Sì. Capisce di automobili in Peugeot, dove invece la famiglia conta molto e anzi si fa molto presente, in Peugeot conta nulla. Con l'allargamento a FCA ha assunto questo ruolo di parafulmine su tutto, ma Tavares non è un costruttore di automobili. La differenza fra lui per esempio e Di Meo, la D di Renault, è enorme dal punto di vista della capacità di intuizione del mercato, dei modelli, eccetera eccetera. Di basti pensare il pasticcio che hanno fatto con l'Alfa Romeo o il pasticcio che stanno facendo con la Maserati. Insomma, è evidente che non c'è una visione di prodotto. Detto questo, per fare il killer delle fabbriche i soldi che prende sono forse anche pochi. Sapete, i killer sono sempre molto ben pagati, non è che... Però lui sta facendo tutto tranne che il mestiere suo, cioè di capo di un agglomerato industriale di quel livello da collocare in una nuova dimensione produttiva. Tant'è vero che la cosa migliore che ha fatto per i suoi azionisti, certamente non per gli operai né per le economie dei paesi che ospitano gli stabilimenti, è diventare un concessionario della Leapmotor. Infatti. Quanto alla telefonata del nostro ascoltatore, ma sì, anch'io l'ho sentita le lamentazioni, però devo dire che il principio lamentazione è giusta, cioè non vengono mantenuti i fiumi, ci sono gli argini abbandonati, ci sono i paesi abbandonati, ma gli stessi che si lamentano sono poi i protagonisti dell'abbandono. Quindi la verità qual è? È che l'Emilia Romagna è in qualche misura assimilabile all'ultima Cina. Cioè l'ultima Cina che ha perduto le idealità e ha come unica idealità il profitto. Parliamoci chiaro, se voi parlate, il quale cinese per il profitto, come dire, rinuncia al diritto di parlare, di criticare, di avere delle proprie idee. Ecco, in Emilia Romagna, in larga misura, e parlo della mia generazione, ma quelli un po' più giovani di me, ma insomma la mia generazione,
ha rinunciato a esercitare la critica per riempirsi il portafoglio, e lo hanno fatto seguendo un modello di sviluppo che in larga misura è contraria alla natura del territorio, il quale territorio si ribella, come vedete, o meglio si ribella, il quale territorio essendo stato curvato, piegato a questo interesse, nel momento in cui la natura si scatena, ovviamente non regge e produce disastri. Ma tornare indietro da quella condizione significa smentire politiche che durano da 40-50 anni. Faccio fatica a pensare che quel blocco di potere che le ha determinate, che rimane lì, sia in grado di smentire se stesso. È una fatica che faccio assieme a te, mio caro, e non credo che ci sia molto altro da aggiungere sotto questo profilo. Le 19:29:59, le 19:30 adesso, stacco e torniamo su. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Eccoci sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi insieme a Carlo Cambi per l'ufficio Cambi. L'ANSA informa adesso che domani chiuse di nuovo le scuole a Bologna, sabato non si gioca la partita col Milan. La previsione di nuove piogge in questi giorni, i terreni saturi e i torrenti sotterranei che continuano a spaventare fanno di nuovo alzare il livello di allarme. Quindi l'Emilia si ferma, ahimè, e si ferma in una maniera, aggiungerei, anche abbastanza drammatica. E invece la Liguria come la vedi, oltre all'Emilia? Ce la fa Orlando? No. L'Orlando Borioso verrà sconfitto dal pragmatismo ligure 6-0, 6 stronzo. Perché allora Giovanni Toti ha avuto un grande merito, interpretare fino in fondo il genius loci, lo spirito dei liguri, che è uno spirito a poche chiacchiere, decisioni rapide, fare per esistere. Guardate che i luoghi contano nella formazione del carattere della gente. Abitare una terra che devi strappare al mare, rimanendo aggrappato a quella terra, perché non so se avete presente l'orografia della Liguria, infatti, ti pone in due condizioni: che non puoi sprecare fiato, perché il fiato ti serve per stare attaccato, che non puoi perdere l'occasione giusta nel momento giusto, e che devi sempre stare sveglio perché il mare può arrivare a portarti via casa in qualsiasi momento. Ma guardate la diversità di atteggiamento rispetto ai disastri naturali dei genovesi, dei liguri e degli emiliano-romagnoli, soprattutto degli emiliani. I liguri fanno una cosa molto semplice: si arrabbiano se non vengono avvisati in tempo, esattamente quello che fa il marinaio che scruta il mare e vede che le onde cominciano a salire e si mette alla cappa, cioè si mette in condizione di avere il minor danno possibile. Esatto. Mugugnano, perché il ligure mugugna per definizione, ma fanno. Sì. I romagnoli invece fanno la giaculatoria della solidarietà di comunità, poi mettono Romagna Mia, poi guardano gli orizzonti e tuttavia si fermano. Io ho una mia teoria, essendo nato, come sai, sulla costa toscana, e riguarda anche te che sei calabrese tirrenico, non ionico, giusto? Certo, tirrenico. Sai qual è la differenza fra chi nasce sull'Adriatico e chi nasce sul Tirreno? Quindi in Italia c'è uno spartiacque preciso. Qual è la differenza? Che chi nasce sull'Adriatico vede sorgere il sole dall'acqua e lo trova del tutto normale.
e non ha alcuna inquietudine esistenziale. Perché è normale che il fuoco sconfigga l'acqua. O meglio, è normale che dall'acqua ferma si alzi il fuoco. Invece, chi nasce a ovest, nel Tirreno, l'alba intanto la vede dai monti ed è normale che il fuoco salga dalla terra, ma il tramonto lo vede nell'acqua. Sì. E quando un fuoco va nell'acqua, la paura che non risorga diventa terribile e ti fa vivere perennemente col desiderio di andare oltre quel limite per sapere se di là c'è ancora luce. È vero. E quindi sull'Adriatico hai sostanzialmente un'esistenza pacificata e confinata nel luogo dove stai. Sul Tirreno hai la necessità ineludibile di guardare oltre, di farti delle domande e di non sentirti mai appagato nel posto dove stai. Questa è la differente risposta che di fronte ad una calamità naturale si dà da una parte o dall'altra. E credo che questo sia anche il succo della nostra conversazione questa sera, caro Carlo, perché questo spiega molto e lo vorrei affidare alla meditazione dei nostri ascoltatori. Credo che forse sia tutto qui il senso di certe scelte anche politiche. Anche politiche. Carlo, ci ritroviamo 368 ore? Minuto più, minuto meno. Minuto più, minuto meno, sarà un piacere ritrovarti. Grazie. Senti Antonino, ti faccio un grande in bocca al lupo, un abbraccio grande, salutiamo tutti coloro i quali hanno avuto la pazienza di ascoltare le nostre stupidaggini e vabbè, niente, come dici te, The è best, solo l'inizio. Esatto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Speriamo, quello sempre. Vabbè, che vuoi fare? L'unica cosa che non ci possono togliere è la libertà. Magari la radio sì, ma la libertà no. Vabbè, quello è poco ma sicuro. Grazie. Ciao Tony, un abbraccio a tutti e buona serata. Siate felici se potete. Ciao. Sigla e avete ascoltato Ufficio Cambi. Lavorare!
Cioè, per dire, questo pezzo nel 1964 venne censurato dalla Rai e divenne uno dei famosi dischi rossi. Voi dovete sapere che la Rai aveva questa etichetta rossa che veniva messa su entrambe le facciate o solo sulla facciata col brano incriminato, e c'era scritto su questa etichetta rossa: non deve andare in onda. Veronica, che è la storia di questa prostituta, appunto, di Via Canonica, che voleva farsi suora, nel 1964 di democristiano potere alla Rai non poteva certo andare in onda. E che cosa si sono persi? Perché gli autori sono nell'ordine: un premio Nobel, Dario Fo, un cantante di livello come Enzo Iannacci, che avete sentito appunto intonare Veronica nella sua versione originaria, e poi un grande del giornalismo sportivo italiano, Sandro Ciotti, che è paroliere anch'egli di questa canzone. Pensate un po' voi com'era l'Italia di allora. D'altronde la commissione ascolto della Rai all'inizio tentò di bandire i Beatles dalla messa in onda sui canali della Rai negli anni 60, perché i loro dischi venivano accusati di essere suono distorto. Ora voi pensate Back in the USSR, che comincia con il rumore dei jet al decollo, per gente che aveva ancora in testa la rima cuore e amore, che cosa poteva essere un disco come quello, o Yellow Submarine col clacson e tutto il resto, che poi tra l'altro i sottomarini hanno il clacson, lo sapevate? I sommergibili della Marina Militare hanno il clacson per farsi sentire quando arrivano in porto. Ebbene sì, incredibile ma vero. 0292947222 se volete essere dei nostri alle ore 19:42:34. C'è una chiamata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Buonasera Antonino, a te, all'equipe, naturalmente agli spettatori radio, televisivi di Zoom, il Drive Time, in mezzo ai fatti su Radio Libertà, la Talk Radio. Un saluto noblesse oblige. Come va? Ma insomma, serata, sai, fuori c'è un clima, te lo dico nel nostro dialetto, accupusu, così mi capisci subito a primo colpo. C'è un clima accupusu, Michele, stasera. Da Milano da bere anche. No, non è Milano da bere stasera, è grigio, ecco, lo traduciamo alla belle meglio in italiano, accupusu lo potremmo intendere come grigio un po' sconfortante stasera, un po' freddino. Sì, ecco. no, ti dicevo, come nella Milano da bene, da cui trasmetti, invece qui nella capitale dove io sono in collegamento, le cose non cambiano più di tanto. Siete accupusi pure voi. Sono delle più rote, il clima è uggioso, minaccia perturbazioni, tendenza al piovato, addirittura in nottata ha diluviato. Ecco. Certo. Vabbè. Pronto col punto? Dopo Carlo Cambi arriva Michele Caruso. Vai. Con il editoriale, il mio punto, vado? Vai. Il punto di Michele Caruso. Il Consiglio d'Europa, l'organismo nato nel 1949 dopo la Seconda Guerra Mondiale per promuovere la democrazia e i diritti nel continente, piazza l'Italia con la pubblicazione di un duro rapporto stilato dalla Commissione contro il razzismo e l'intolleranza, l'ECRI, composta da 46 esperti indipendenti, uno per paese membro. Secondo il documento, la polizia italiana compie profilazione razziale nel corso delle sue attività, soprattutto nei confronti dei Rom e delle persone di origine africana, mentre la politica negli ultimi anni è diventata sempre più xenofoba, dal greco xenofobia, cioè avversione per gli stranieri, con un dibattito pubblico dai toni divisivi su stranieri, particolarmente di colore, e comunità LGBT, lesbo, gay, bisex, trans. Affermazioni che hanno suscitato l'indignazione della premier Giorgia Meloni e lo stupore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, in una telefonata, ha espresso al responsabile della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, stima e vicinanza alle forze dell'ordine. La Presidente del Consiglio ha sparato pur invece ad alzo zero contro
le valutazioni dell'ECRI, valutazioni che sembrano inappropriate alla nostra Presidente del Consiglio Meloni, la quale dichiara che le nostre forze sono composte da uomini e donne che ogni giorno lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini senza distinzioni, meritando rispetto, non simili ingiurie. Il j'accuse più duro è il netto quello del leader della Lega, Matteo Salvini, che lo ha mosso, secondo il quale le donne, gli uomini di vita sono stati attaccati vergognosamente da un ente inutile pagato anche con le tasse dei cittadini italiani. Se a questi signori piacciono tanto rom e clandestini, ha aggiunto il vice premier, si riportino tutti a casa loro a Strasburgo, al Parlamento europeo. Critico anche l'altro vice premier e ministro degli esteri alla Farnesina, Antonio Tajani. Non condivido una parola di ciò che è stato scritto, escludo che ci siano agenti, carabinieri, poliziotti o finanzieri razzisti. Il rapporto, frutto di una missione in Italia della Commissione, evidenzia che le autorità non sembrano essere consapevoli della portata del problema e non hanno considerato l'esistenza della profilazione razzista come una forma di potenziale razzismo istituzionale, chiedendo quindi a Roma uno studio completo e di tendenza ad hoc. Per quanto riguarda invece la politica, il documento evidenzia che purtroppo un certo numero di dichiarazioni e commenti considerati dispregiativi e carichi di odio provengono da politici e funzionari pubblici di alto profilo, soprattutto durante i periodi elettorali. Ecco gli esempi recenti di dichiarazioni razziste e omofobiche nella vita pubblica. L'ECRI cita le osservazioni fatte in un libro pubblicato l'anno scorso da un generale delle forze armate italiane, ossia un tale Roberto Vannacci, che pure non viene mai citato per nome, su gay e italiani di colore. Non solo, tra gli esempi non virtuosi la Commissione denuncia critiche indebite che mirano a minare l'autorità dei singoli giudici che decidono sui casi di immigrazione, quando invece la magistratura dovrebbe essere rispettata, protetta e promossa. Ecco, l'ECRI, a quanto si apprende da fonti del Consiglio d'Europa, ha inviato il rapporto alle autorità nazionali prima della pubblicazione, ha inserito alla fine il punto di vista del governo su quanto affermato nel documento, in cui a Roma si dice di voler fare un focus specifico in base al quale insorge il PD con la sua segretaria Elise Line, che dichiara: se davvero il governo è interessato a promuovere stato di diritto, dignità della persona e rispetto dei diritti umani, accolga la richiesta di istituire un'autorità preposta razzismo e dell'omofobia, come suggerisce la Commissione istituzionale. Ha detto ancora, sarebbe un segnale importante e significativo che renderebbe migliore l'Italia. Ecco un suo parere da Michele Caruso, grazie e buona serata. Guarda, penso che l'ECRI lasci il tempo che trova. Lascia il tempo che trova, perché dire che la polizia italiana sia razzista è una cosa che mi lascia veramente sterrefatto. I poliziotti italiani sono figli di mamma e i carabinieri pure, e molto spesso ci lasciano anche la pelle perché noi altri si possa continuare a pontificare della qualunque in questo paese. Seconda cosa, per quanto riguarda il linguaggio eventualmente omofobo, tu citavi Vannacci. Vannacci è libero di dire quello che vuole lui, ma ci sono altrettante realtà LGBTQI che possono tranquillamente dire la loro in questo paese. Non mi pare che tappare la bocca a uno significhi dare più libertà all'altro e viceversa. E grazie a Dio, se vogliamo parlare di posti omofobi, basta andare a Gaza, dove Hamas notoriamente ogni anno organizza il Gay Pride e ci sfiliamo tutti quanti vestiti da drag queen. Guarda Michele, l'anno in cui faranno il Gay Pride a Gaza vado vestito da drag queen io, perché veramente avremo visto veramente tutto e il contrario di tutto in questa vita. Detto ciò, un'ultima cosa, e con questo chiudiamo la nostra trasmissione. Io vedo che non c'è più la capacità di confronto sulle cose. Ormai se uno dice, basta solo dire io non condivido l'utero in affitto per sentirsi dire allora sei un omofobo. Una società così io credo che non abbia molta strada da percorrere, non abbia molto posto dove andare. Se abbiamo sostituito al ragionamento gli slogan, perché tanto gli slogan sono più facili da pronunciare, più facili da comprendere, da far circolare,
beh, questa non è una società che mi appartiene. Con questo abbiamo finito, grazie per essere stati con noi. Adesso ci sentiamo dopo la sigla The Marcels Blue Moon del 1961. Appuntamento domani alle 17:30 per Chilometro Zoom con Lorenzo Viviani, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.